Buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui quest'oggi. Volevo ringraziare Mario, il dottor Mario De Stefani, appunto per l'invito. È sempre molto stimolante parlare e presentare i risultati della mia ricerca, e quello che mi ha chiesto di fare quest'oggi Mario è fare un esercizio abbastanza complesso, nel senso distillare, ricavare quelli che potrebbero essere i processi emotivi nell'improvvisazione musicale. Anch'io non è che ho condotto diverse ricerche utilizzando l'improvvisazione, in cui, come vedremo, ho cercato di distillare, di individuare se c'è uno specifico anche per quanto riguarda i processi emotivi, perché indubbiamente, come vedremo, giocano un ruolo importante. Quindi cosa ho fatto? Sostanzialmente ho analizzato alcune ricerche che ho svolto in passato, cercando di distillare e di individuare degli elementi che riguardavano appunto i processi emotivi. Ma andiamo con ordine. Io quello che cerco di fare con voi, di dare una definizione, insomma ne abbiamo sentite alcuni, insomma è complesso definire l'improvvisazione, e in tutto questo vi suggerirò di come vi soffermerò e vi farò cogliere come può essere diversa una definizione fatta da un dizionario, da una definizione molto tecnica, rispetto a quello che potrebbe essere la schematizzazione o la definizione di un praticante, di uno che utilizza l'improvvisazione a scopi espressivi. Vedremo poi i contesti di studio. Per quanto riguarda i modelli, ne presenterò sostanzialmente uno che ho elaborato in passato, che ho poi validato anche dal punto di vista scientifico con una ricerca con questionario. Ci soffermeremo su quelle che sono le improvvisazioni e le emozioni, e da ultimo entreremo poi nel campo vero e proprio della musicoterapia, per vedere che rapporti ci possono essere fra l'utilizzo di improvvisazione in ambito musicale e in ambito musicoterapico. Quindi alcune domande guida di questo mio intervento sono: che abilità coinvolge l'improvvisazione? Perché abbiamo visto più che altro i processi dal punto di vista sociale, di costruzione, eccetera. Io sono stato molto più affascinato dai processi anche cognitivi che vengono messi in ruolo, in gioco, no? Durante l'improvvisazione. Quali sono poi i processi emotivi che vengono attivati durante l'improvvisazione? I processi emotivi hanno un ruolo rilevante. Che tipo di prospettiva possiamo dare rispetto a questo, e che ruolo hanno le emozioni nell'improvvisazione? Come dicevo, per quanto riguarda le improvvisazioni ho riportato velocemente alcune definizioni. Ce ne sono alcune piuttosto schematiche, come comporre versi o musica con immediatezza inventiva, esecuzione estemporanea totalmente affidata alla fantasia dello strumentista, comporre o comporre ed eseguire. Qui anche c'è la dualità, no, della composizione e dell'esecuzione, che vengono messe insieme, perché indubbiamente per improvvisare uno deve avere queste due abilità, non solo avere delle idee da proporre, da esprimere, ma anche avere la tecnica, no? Quindi avere anche la padronanza o la capacità di eseguire uno strumento, anche se abbiamo sentito, come ci diceva Ray prima, che potremmo considerare la musicalità come qualcosa di trasversale, presente in ognuno di noi, che ognuno di noi possiede. E qui la cosa interessante è che potremo partire anche da un livello basilare, come vedremo, e vi proporrò alcuni video esemplificativi delle attività che faccio nella formazione degli insegnanti, perché questo è un contesto per me molto caro di riferimento. Il problema che abbiamo molto spesso lavorando con gli insegnanti di scuola primaria, la prima cosa che mi dicono: io non so niente di musica, come se fosse una barriera. Quindi devo smantellare questo slogan per fargli capire quanta musicalità c'è dentro di loro, senza che loro ne fossero al corrente. Ecco alcuni anche altre definizioni: composizione anche istantanea, in tempo reale, perché questo è anche una delle grosse forze dell'improvvisazione. Allora, come dicevo, abbiamo sentito anche nella relazione precedente che ci possono essere due contesti di riferimento: quello che conosciamo bene, non so, della musica jazz, dove c'è una grammatica, c'è uno stile, abbiamo degli ancoraggi molto forti, e c'è un insieme di regole anche che vengono sancite, definite e vengono utilizzate per l'improvvisazione. Quindi a volte si tratta, anche se improvvisata, può essere un'attività strutturata, data da complessa interazione tra l'individuo e il contesto. Il contesto può essere sia il contesto musicale, con
delle variabili di ordine ritmico, melodico, armonico, ma anche il contesto sociale, perché l'improvvisazione viene elaborata in gruppo, ma non solo in gruppo all'interno degli esecutori, ma anche in rapporto con l'audience, e sappiamo quanto può variare, quanto si può modificare l'improvvisazione in relazione alle risposte del pubblico, perché a seconda di come reagisce il pubblico anche l'esecutore, diciamo, varia, modifica e accomoda, quindi modifica e viene incontro a quelle che potrebbero essere le esigenze del pubblico. Quindi esprime idee, suscita reazioni, ma anche emozioni sicuramente, e qui anche la dimensione emotiva emerge, che devono essere comunque artisticamente significative. È forse una definizione un po' corta questa, no? Ma d'altro canto abbiamo l'improvvisazione ingenua, quella che facciamo con la musicoterapia, perché quando chiediamo ai nostri partecipanti di partecipare non è che li selezioniamo in base alle abilità musicali, ma è una sfida, perché coinvolgiamo tutti quanti, e anche quelli che sono non musicali. Abbiamo sentito anche Remo, anch'io dicevo mi sarei dovuto buttare proprio nel fiume, perché all'inizio, quando mi hanno fatto questa diagnosi che non ero ritmico, non ero melodico, non ero musicale, eccetera, non mi rimaneva nient'altro che il suicidio. Quindi invece con l'improvvisazione ingenua ci siamo resi conto che possiamo partire con le attività di improvvisazione ad un livello base. Quindi anch'io, lavorando con gli insegnanti di scuola primaria in formazione, lavoriamo proprio ad un livello base con quelli che ti dicono io non so niente di musica, ed è una sfida grandissima, perché dobbiamo coinvolgere, sviluppare la loro motivazione, ma allo stesso modo sviluppare anche delle loro abilità tecniche, ovviamente. Ed è il contesto, come dicevo, che potrebbe essere molto simile a quello della musicoterapia, perché anche lì i presupposti, come analizzeremo, come presenterò in seguito, non sono di formare dei musicisti professionisti, ma di evidenziare la musicalità che è dentro ognuno di noi, per coinvolgere le persone, per attivare dei processi emotivi che sono estremamente importanti. Ecco, a mio avviso abbiamo quasi un continuum dall'improvvisazione ingenua, che è quella di base, dove ho gli informali, quelli che magari hanno imparato qualcosa ascoltando la musica alla radio, interagendo con un ambiente musicale, fino ad arrivare all'improvvisazione colta. È estremamente difficile in questo continuum dire quando comincia l'improvvisazione esperta, quando finisce quella ingenua, perché indubbiamente potremmo dire ma leggere la musica c'entra? Assolutamente no. La tecnica esecutiva può essere rilevante, sì, ma forse, e quindi quello che vi farò vedere a breve, alcune immagini, alcune video, dove utilizziamo qualsiasi elemento per fare musica. Non dobbiamo necessariamente avere solo degli strumenti musicali, ma a volte anche dei palloncini, della carta, dei sacchetti di plastica, possono diventare i nostri strumenti musicali se utilizzati con una concezione appunto musicale. Ma